Buonasera cari amici telespettatori, la storia si ripete. Noi sappiamo e conosciamo molto bene la storia dei rapporti, noi, non io, noi veneti, friulani e giuliani, sappiamo e conosciamo molto bene la storia nei confronti dell'Islam, una storia vissuta dalla Serenissima Repubblica. E questa storia deve servire, vi faremo vedere anche dei servizi interessanti che abbiamo realizzato per la Regione del Veneto, deve servire nelle prossime future scelte politiche importantissime. Vi presento gli ospiti in studio che sono Gianluca Forcolin, vicepresidente della Regione Veneto. Buonasera vicepresidente. Buonasera a voi. Buonasera Alessio Morosin, Dipendenza Veneta. Buonasera Morosin. Buonasera alla mia sinistra Luca Ciriani, consigliere regionale Friuli Venezia Giulia, già vicepresidente del Friuli Venezia Giulia. Buonasera Luca. Abbiamo anche Lorenzo Mina, che è un cittadino che giustamente deve dire anche la sua. Io pregherei la regia di mandare in onda subito quello che ha detto il nostro governatore Luca Zaia, che di fatto siamo ormai in guerra. Siamo in guerra. Mandiamo in onda Luca Zaia. È un atto di guerra vile, vigliacco atto di guerra che ci porta a un bilancio tragico. Non usa mezzi termini il presidente della regione Veneto Luca Zaia nello stigmatizzare i tragici fatti di Parigi. Esprimendo la solidarietà ai francesi e ai parigini, il governatore Zaia ricorda che anche l'Italia è a rischio attentati e per questo servono controlli. Qui ci vuole un'azione radicale, l'esercito in strada, tutte le forze di polizia ovviamente impegnate sui controlli. Questo è fondamentale. A rischio anche il Veneto e se anche oggi ogni teatro, bar, piazza o monumento diventa luogo sensibile, il pensiero va a un luogo simbolo della cristianità, piazza San Marco, e il timore in particolare per il carnevale con migliaia di turisti in maschera che si riverseranno in città. Per il governatore Zaia vi è un'unica soluzione. Venezia ha due punti di ingresso principali che sono Piazzale Roma e la stazione. Da lì bisogna fare i blocchi, i varchi, dove ogni persona, come quando si va in aereo piuttosto che in un treno, venga controllata, identificata, si tirerà da parte la maschera e bisogna capire chi è. Dare porte aperte a tutti in un'occasione come quella del Carnevale la vedo veramente pericolosa. È giusto aumentare i livelli di sicurezza al massimo delle possibilità, replica la capogruppo PD in Consiglio regionale Alessandra Moretti, ma non dobbiamo, spiega in una nota, lasciare che i emissari del terrore vincano la loro guerra e ci riducono a vivere senza essere più liberi. E attacca il governatore Zaia e la Lega, re ad inneggiare alle crociate e parlare di terza guerra mondiale, dimenticando, continua Alessandra Moretti, che l'odio non si combatte con l'odio ma con la fermezza. Con un tweet di prima mattina invece il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha espresso la sua solidarietà al popolo francese, scrive, per il vile attacco subito. Ecco, siamo di nuovo in onda, questa è una guerra, ha detto Luca Zaia, io dico che non lo è ancora, anche lui probabilmente spera che non ci sia, però siamo molto vicini, più di quello che si pensi. Io pregherei, prima di aprire il dibattito con gli illustri ospiti, la regia di mandare in onda un po' di storia. La storia dei rapporti tra Venezia e l'Islam, perché nessuno mai guarda bene quello che sono stati i rapporti del passato, sperando che il futuro non si ripeta. Nel 1522 Solimano il Magnifico lanciò un assedio a Rodi. Philippe de Villiers de l'Isle d'Adam chiamò senza essere ascoltato tutti i cristiani in aiuto. Ma Rodi cadde e si accingeva così a cadere anche Nasso. La Serenissima era apertura mentale, era tolleranza, era pace, era anche accettazione del diverso, era un'accettazione di chi non era neanche cattolico come gli ortodossi che erano in ottimi rapporti con i veneziani. Abbiamo combattuto tante volte assieme, abbiamo alle nostre spalle la battaglia di Paros nel 1651 e quindi possiamo dire di essere fratelli. Ma senz'altro siamo fratelli. Quando i veneziani avevano occupato le isole, la popolazione ha sentito una protezione, perciò hanno accettato la dominazione veneziana, hanno amato i veneziani
Per me veramente era fortuna per le nostre isole che non erano cadute nelle mani dei turchi e sono passate sotto dominazione veneziana per varie cose, ma veramente era fortuna che le isole erano prese dagli veneziani e dagli turchi. Figuratevi almeno che i veneziani erano cristiani, avevano la cultura europea, altrimenti non c'era altra soluzione di essere sotto i turchi, che i turchi erano un po', non erano educati e non avevano la finezza e la cultura che hanno portato nelle isole i veneziani. Un'altra cosa importante e interessante è che la fortalezza di Naxos è l'unico castello sulle terre greche costruito dai veneziani al comincio del 1200-1207, quale dal momento che era costruito fino ad oggi era sempre vivo. E un'altra cosa unica e abbastanza interessante è che alcune famiglie che sono proprietarie ancora di queste case, parte della fortalezza, sono discendenti diretti di famiglie veneziane e anche alcune famiglie francesi che erano arrivate nella nostra isola durante la quarta crociata e sono rimasti fino ad oggi. Il pirata ottomano Barbarossa trucidò Cecilia e Sagredo nel 1537. Nel mese di maggio del 1537, infatti, il corsaro Barbarossa arma 200 navi della flotta ottomana e inizia una campagna di attacchi e razzie, prima in Puglia e poi a Corfù, che assedia con più di 50.000 uomini e 30 cannoni, ma senza esito favorevole. Puntò allora la flotta ottomana verso le Cicladi, il ducato di Nasso, ma i valorosi veneti dell'isola di Paro combatterono e vennero per questo trucidati e il loro castello messo a ferro e fuoco. Bernardo Sagredo, che era l'ultimo duca di Paro, non volle scendere a patti con i turchi. Al contrario, invece, il duca Crispo, che era nel castello che sta qui a Nasso vicino, scese a patti con i turchi, pagò alte tasse e non venne distrutta la città. Invece i veneziani dettero l'ordine di resistere a Bernardo Sagredo con tutte le sue truppe, tenne per 15 giorni ma poi capitolò, fu distrutto interamente il castello sul quale è sorto poi questo monastero di Sant'Antonio, la popolazione deportata e la figlia di Sagredo costretta ad andare in un harem in Turchia, a Istanbul, per tutta la vita. Questa è stata la triste fine della venetocrazia qui nell'isola di Paro e quello che rimane sono queste rovine. C'erano 10 chiese una volta qui su questa collina imprendibile. Cipro è il dominio più orientale della Serenissima, dista solo 50 miglia dalla Turchia e 80 miglia dalla Siria e un centinaio dal Libano. Pensate, era la postazione più vicina a Gerusalemme e i crociati facevano tappa. I veneti poi con Famagosta avevano costruito l'emporio più importante del Medio Oriente. Strategica da sempre, fu contesa tra crociati franchi, veneziani e inglesi. L'isola venne conquistata dai Lusignano, una famiglia crociata che combatté per la cristianità in Terra Santa. In seguito a un matrimonio voluto fortemente dalla Serenissima tra un Lusignano e un Cornaro, la storia dell'isola aprì una nuova fase, la fase veneta. Durante il dominio veneziano l'impero ottomano spesso fece incursioni nell'isola. Nel 1539 gli ottomani distrussero Limassol e quindi, temendo il peggio, i veneziani fortificarono anche Famagosta e Kyrenia. Prima di Famagosta e di Nicosia era caduta Leucosia. Mustafa aveva spedito al Bragadin la testa di Niccolò Dandolo in sfida. Il 19 settembre del 1570 inizia l'attacco turco a Famagosta. Arrivano pochi aiuti da Venezia, ma il valoroso Bragadin, assieme ai prodi veneti e le guarnigioni greco-cipriote, resistettero dentro le mura. Siamo giunti qui a Famagosta, una città molto importante per la storia dei Veneti.
Queste sono alle mie spalle le mura ancora perfettamente conservate della città storica di Famagosta, la vecchia Salamina, dove Marcantonio Bragadin difese da solo, con un manipolo di veneti in armi, un esercito capitanato da Lalacara Mustafa Pascià. Fu il generale gran visir bosniaco ottomano che sconfisse i veneti. Egli agiva per conto del sultano Selim II dell'impero ottomano, che iniziò la sua decadenza dopo la sconfitta di Lepanto nel 1571, solo un anno dopo il sacrificio di Marcantonio Bragadin. Marcantonio Bragadin rimase da solo. Nel 1570 i veneti non riuscirono ad arrivare in tempo, se non il bravo e prode Querini. Il 14 gennaio del 1571 Marcantonio Quirini era partito da Candia con solo 4 navi pesanti e 12 galee che portavano 1600 soldati, un'inezia di fronte alla massa d'urto ottomana. Per dare ancora manforte a questo grande vincitore, a questo grande eroe, a questo grande patriota che era Marcantonio Bragadin. Arrivarono poi in soccorso ancora 800 soldati su 2 navi con il comandante Onorio Scotto. Non arrivò più nulla poi da Venezia. Il 28 marzo arrivano a Famagosta delle forze spropositate ottomane, 80 galee turche, 7.000 cavalieri, 190.000 fanti, 40.000 marinai, 60.000 predatori, 60.000 operai, 70.000 mercenari, 14.000 giannizzeri. Bragadin comandava 3.500 veneti, 4.000 greci ciprioti e aveva solo 200 cavalli. Il 1 agosto 1571, dopo 7 assalti respinti, Bragadin fu scorticato vivo e la sua pelle spedita come trofeo a Istanbul, dove fu tenuta nell'arsenale. Secondo la tradizione, la pelle fu poi rubata e condotta a Venezia in modo che l'eroe di Famagosta potesse ricevere adeguata sepoltura. L'urna fu esposta il 18 maggio 1596 nella chiesa di Santi Giovanni e Paolo. Da lontano sentiamo l'imam intonare la preghiera da là. Questa era la porta del mare. Da qui si nutrirono le truppe veneziane quando furono assediate dai turchi ottomani nel 1570. Questo è uno degli ultimi leoni rimasti a Famagosta, ne abbiamo visti di scalpellati. È un nostro leone. Ciao, sono venuto a trovarti, a parlarti, a dirti che gli antenati nostri erano grandi. Questo è il simbolo della potenza della Serenissima. Ma soprattutto tutti gli accordi presi con l'Islam dell'epoca, parlo di Erizzo sul Negroponte, di Bragadin, al quale aveva detto se ti arrendi avrai salva la vita e gli hanno tolto la pelle. A Erizzo gli avevano detto se ti arrendi non ti taglieremo la testa, fu segato in 2. Non sono mai stati rispettati, mai. Promettono e poi ti pugnalano le spalle. Almeno così nella storia è stato. Pubblicità. E anche questo momento storico non è dei più felici. Abbiamo visto nel passato come quello che è successo fra noi e loro. Ora non c'è più la Serenissima, anche se Alessio Morosin vorrebbe rifarla, però non c'è più la Serenissima, c'è l'Italia. C'è l'Italia, la Francia che attacca, c'erano anche all'epoca i Franchi erano sempre alleati dei Veneti quando si trattava di attaccare i turchi. Quello che succede oggi è sicuramente che l'Italia con Renzi ha deciso di chiamarsi fuori.
ha deciso di far fare ai francesi, agli altri popoli, no, vicepresidente? È una linea un po' più prudente, diciamo, quella del Premier. Ma è una linea che rappresenta il Premier, dobbiamo anche dire anche questo, insomma, perché io credo che al di là dei fatti di Parigi e quindi di quello che è successo solo qualche giorno fa, mi piacerebbe fare una riflessione come si fa a non pensare che questo pericolo fosse alle nostre porte, perché noi siamo il paese che rincorre sempre i fatti, lo vediamo negli eventi straordinari, calamitosi eccetera, e rincorriamo sempre il giorno dopo, però questi eventi qua e questa situazione di disagio che stiamo provando oggi e anche di disprezzo nei confronti di questi atteggiamenti, la recriminiamo e la sollecitiamo da tempo? Cioè i centri di preghiera o pseudo moschee o associazioni culturali così finalizzate proprio per avere un minimo di autorizzazione e poi ci vanno dentro di tutto e di più senza parlare un minimo di italiano e senza avere un minimo di controllo, viene sollecitato da anni. Noi andiamo a riflettere e a fare tutti questi talk show, tutti questi salottini che sono sacrosanti, sono importanti per l'opinione pubblica e per approfondire tematiche come quelle che abbiamo visto anche nei filmati, però dobbiamo ricordare che queste situazioni qua le stiamo vivendo da anni, le stiamo sollecitando da anni e poi troviamo chi invece c'è al governo che tiene la linea morbida, la Moretti che non è tanto lontana da casa, è in consiglio regionale, dice attenzione a non esasperare i toni e non parlare di guerra perché dobbiamo essere sì decisi, ma però la storia, esatto, cioè, però questi l'abbiamo visto. La storia del passato è questa, quella che abbiamo visto. Poi c'è un altro filmato sulla storia, sull'attualità. Ma sono fatti questi qui. Ma io sono d'accordo che non esiste un Islam duro e un Islam morbido, esiste un Islam. Questi, è poco da dire, gli stiamo tutti sulle palle. Ecco. Ci odiano questi qua. E soprattutto la reciprocità. Perché se è possibile aprire una chiesa cattolica in Arabia Saudita, beh, voglio dire, c'è la reciprocità. Non ho visto le piazze piene di islamici a diciamo, riempire appunto le nostre piazze per prendere le distanze da questa situazione. Hanno mandato qualche persona, giustamente per dire ci siamo anche noi, le prendiamo le distanze ma in modo così di facciata, ma di fatto c'è qualche sorriso addirittura, perché gli sta quasi bene che avvenga ogni tanto uno scossone. L'abbiamo visto nel 2001 con le Torri Gemelle, lo ritorniamo a vedere adesso, quindi su questa situazione qua io veramente non andrei così cauto. Esatto, bisogna essere molto, diciamo, determinati. Alessio Morosin, un commento. La storia tu ami tantissimo. Io amo moltissimo la storia, però la vedo con l'occhio di oggi, e l'occhio di oggi non è meno preoccupato di quello che erano preoccupati i nostri avi, perché nel 1571 Bragadin, 1572 battaglia di Lepanto, è stata una battaglia che distingueva tra un Islam che già all'epoca era difficile da avere come interlocutore, salvo nei commerci, e Venezia c'era riuscita, e diciamo è quella che era la cristianità, il mondo occidentale se vogliamo. Oggi abbiamo una sfida uguale a quella di allora. Allora si dicevano, gli islamici di allora dicevano i nostri cavalli mangeranno la biada sui vostri altari, oggi vengono a dire pianteremo la bandiera nera dell'ISIS nei vostri centri di cristianità, in Vaticano, quindi la sfida paradossalmente è la stessa. Sembra che siamo tornati a un medioevo, ma un medioevo veramente buio. Poi la cosa che mi incuriosisce in questo periodo, ponendo molta attenzione come tutti immagino sul tema, ci sono degli islamici che rifiutano di essere chiamati moderati, dicono noi siamo dialoganti. Già questa distinzione che inizialmente avevo sottovalutato mi sembrava un po' sofistica, poco così rilevante, invece è rilevante. Rifiutano di essere considerati moderati, dice noi vogliamo essere dialoganti, ma dialoganti su che cosa? Su quale Perché base? Se il dialogo è la mia è la verità rivelata, esatto, e la tua invece è quella dell'infedele, badi bene, dottor Gandhi, lei l'ha detto, ha fatto capire in altri servizi, ma quelli di oggi interessanti, per loro infedele non è soltanto chi non è islamico, addirittura chi non è islamico della stessa espressione ortodossa, secondo la loro interpretazione ovviamente ortodossa. Infatti la guerra principale che si è scatenata dopo la rottura degli equilibri, degli assetti di potere in Africa e nell'Oriente è quella tra sciiti e sunniti. Sciiti che sono una minoranza però comandano in Iran, e sunniti che bene o male hanno diciamo un maggiore integralismo. I sunniti sono quelli
che predicano, sono più orientati, poi anche al loro interno sono divisi in varie altre espressioni più o meno integralisti, verso una forma di avversione di chi non è diciamo dalla loro parte. Quindi è una situazione estremamente difficile. Per chiudere, io credo che effettivamente non dobbiamo mai chiudere al dialogo, mai impedirci al confronto, però bisogna avere le idee chiare. Sapendo chi bisogna sia davanti. avere le idee chiare, questi vogliono la guerra. Grazie avvocato Morosin. Luca Ciriani, lei viene da una regione cappeggiata dalla vice premier nazionale, che in questo momento mi risulta sia a Roma per difendere la cartiera Burgo. Mi dice che ci sarà anche un collegamento telefonico in futuro, la presenza, però io voglio chiederle sostanzialmente la politica buonista, perché vedi Renzi in questo momento va da Obama e dice ok, vi aiutiamo un po', va da Hollande, vi aiutiamo sul Mali, aiutiamo la Francia sul Mali dove c'ha l'uranio, dopo che la Francia ci ha portato via il petrolio della Libia. Perché diciamolo francamente che la guerra in Siria è voluta solamente per motivi energetici, perché c'è il gas, perché c'è un enorme giacimento di gas che ho scoperto e anche il petrolio, quindi l'Arabia Saudita, il Kuwait, il Qatar hanno finanziato l'ISIS per andare a prendere quelle ricchezze. Poi i russi si sono accorti, ostia, se ci portano via il gas, qua la Gazprom cosa fa? Allora vanno anche i russi, cioè vanno tutti esclusi gli italiani. Gli italiani fanno la pasta asciutta di nuovo nel Libano, perché andremo a sostituire i francesi nel Libano, dopo che i francesi ci hanno portato via i giacimenti in Libia. Perché a me piace parlare chiaro, vicepresidente, parlare chiaro, questa è la realtà. Ecco, lei come la vede? Come vede questo momento paradossale in cui l'Italia viene massacrata, non ha ruolo, non ha niente? Ma diceva prima il vicepresidente della regione Veneto Forcolini una cosa che io condivido: la politica di Renzi non è diversa di quella di Andreotti di 20-30 anni fa, cioè l'Italia è sempre la stessa Italietta che a parole è con l'Occidente ma che sotto banco tratta con tutti per evitare guai peggiori, perché la speranza è, secondo me, che trattando sotto banco si possa evitare che l'Italia venga attaccata come è stata attaccata la Francia. Questo è quello che secondo me è l'ordine impartito ai servizi segreti italiani dalla nostra diplomazia e dal nostro potere politico, cercare di evitare il peggio. Però è una pia illusione, perché questa è una guerra dichiarata ormai da molti anni e che non fa sconti e che non ha confini. Il problema è che noi ci sforziamo di non guardare in faccia alla realtà, perché la realtà ci fa paura, la realtà parla di un Islam, di minoranze islamiche, una peggio dell'altra. C'è l'ISIS sicuramente che è responsabile di tutto quello che sappiamo, che è stato creato in funzioni anti-Assad. Anche con la connivenza iniziale degli Stati Uniti d'America, sì, diciamolo francamente, come dicevi tu all'inizio, poi è sfuggito di mano. Ma sì, ma perché il problema è che non c'è un Islam, cioè l'ISIS naturalmente è in questo momento il nemico principale, ma non è che dall'altra parte ci siano, come dire, paesi islamici che invece sono dei modelli di democrazia, perché il regime di Assad contro cui è nato l'ISIS era un regime considerato terroristico fino a qualche anno fa. Assad era il capo, il garante dei terroristi filo-iraniani Hezbollah in Libano, quindi non è che si confronteggino due Islam, uno buono e uno cattivo, sono il male minore e il male peggiore in questo momento. La politica italiana è la stessa politica dell'Italietta di 20-30 anni fa, si finge di essere duri ma in realtà si tratta sotto banco, e Renzi in questo è il degno erede della tradizione di cui fa parte. Però non abbiamo ruolo così. No, così non abbiamo ruolo. Saremo i camerieri della Francia, certo, la quale fa i suoi interessi economici. Speriamo di essere, come dire, risparmiati, ma non sarà così. Se posso dire una cosa velocemente, poi magari ci torno, sì, perché ho visto il tuo bel documentario sulla Turchia, vorrei ricordare che fino a 5-6 anni fa una gran parte del mondo politico italiano chiedeva che la Turchia entrasse in Europa. Certo, ne parliamo anche dopo. Abbiamo rischiato che un paese, fischiato la Marsigliese, esatto, un paese degli 80 milioni di musulmani diventasse il primo paese dell'Europa. Poi vediamo quel milione di musulmani che è arrivato in Germania sul secondo servizio, quello che sta succedendo. Lorenzo Mina, una riflessione. La riflessione mi ricollego a quanto ha detto il collega, che la Turchia fino a 5-6 anni fa, cioè prima della vittoria di Erdogan, era un paese assolutamente laico. Ataturk aveva stabilito che l'Islam non doveva in alcun modo influenzare la vita pubblica della Turchia. Era un'altra Turchia. Convivevano in pace cristiani, ebrei e tutte le religioni, ed era addirittura vietato portare il velo nelle manifestazioni pubbliche.
E quindi su questi presupposti si era richiesto l'ingresso della Turchia nella comunità europea. Adesso la situazione, io dico anche a causa della vittoria di Erdogan, che è a parole un islamico moderato ma nei fatti non lo è, ha cambiato radicalmente le cose. Dicevi che hanno tolto, non si doveva portare il velo in pubblico, adesso Erdogan invece ha imposto alle parlamentari anche all'interno del Parlamento di mettersi sta tornando l'impero ottomano e gli Stati Uniti d'America sono alleati dei musulmani, noi vediamo Obama è un musulmano ed è alleato in Kosovo, è alleato in Albania, è alleato contro la Serbia, e sta portando avanti i musulmani. A questo punto l'Europa si sta ribellando. Ma non solo la Turchia, anche l'Egitto, la Libia, l'Iraq e la Siria erano paesi di religione musulmana ma assolutamente laici. Ai tempi di Nasser, negli anni 70, esatto. Negli anni 70 in Egitto si andava tranquillamente in spiaggia in bikini. Esatto, hanno fatto saltare l'Islam moderato per finanziare l'evento scatenante è stata la guerra del 68, la guerra dei 6 giorni di Israele. Lì si è innescato un meccanismo che poi è proseguito con la guerra del Kippur, il terrorismo palestinese, una radicalizzazione del mondo arabo, tale che ha portato alla situazione di oggi. Ha contribuito poi le guerre, secondo me sbagliate, fatte dagli Stati Uniti prima in Iraq. L'Iraq, Saddam Hussein era un dittatore, però era il legittimo dittatore dell'Iraq. Ma era proprio sbagliata, dottor Mina, o era voluta? Era voluta, voluta e sbagliata. Era voluta, ma si è istituito un dittatore senza pensare che il mondo, i paesi arabi non sono ancora preparati per la democrazia. Grazie, dottor Mina. Dopo la pubblicità ho fatto un piccolo servizio, come la vedo io ovviamente, e dopo commentiamo su quello che sta succedendo in questo momento, non nella storia. Adesso, pubblicità. Ecco, vediamo questo servizio. Obama ovviamente è amico dei musulmani, ha una politica che è a favore dei musulmani, anche se non è di quella religione. Vediamo il servizio. Stiamo vedendo la pressione degli immigrati che è contenuta difficilmente sui confini della Macedonia, della Croazia, ma anche dell'Ungheria, da tutti i paesi dell'est, contenuta difficilmente dalle forze di polizia. È un piano organizzato perché queste persone avevano dei bigliettini con la propaganda per venire in Germania, colpire la Germania, colpire il cuore dell'Europa in maniera da destabilizzarla. È un Islam che si sta insinuando sempre di più all'interno del nostro Stato. Ecco, vediamo in questo momento i litigi fra tedeschi che non vogliono avere gli immigrati islamici sul loro territorio, che causano problemi ovviamente perché i tedeschi non li vogliono, state andando contro l'interesse dei nostri figli, state pregiudicando il futuro della nostra generazione, il futuro dell'Europa. Venezia conosce molto bene i popoli islamici, al di là del buonismo di questi giorni. Noi sappiamo che nessuna delle promesse dell'Islam viene mantenuta. In the last week, 50,000 people have come in. Nell'ultima settimana 50.000 islamici sono venuti. Il mio pensiero è che non vogliono venire in Slovenia, vogliono andare a Roma. La ragione per quale vogliono andare a Roma è un sodio islamico di prendere alcune città, una delle queste di Roma. Forse succederà qualcosa nel prossimo futuro. È un pensiero, è un qualcosa che sento, che non vogliono stare in Slovenia,
vogliono andare a Roma. They're like, you know, a big majority. See that dude? He's praying. Islamic. See this guy in black? He's wearing possibly a brand new blanket that he took out that's cold. And the night vision is seeing it at black because it's cold. It hasn't picked up his body heat. See how the guy here with the blanket's not as cold. The blanket is slightly warmed. But look at them coming in. Is Europe failing humanity? The summer saw thousands of men, women and children fleeing war-ravaged countries to make their way to Europe. Just a few months ago, Greece, Italy were the two EU countries bearing the brunt. But now migrants are spilling across the borders of many member states. Hungary, finding itself the migrant gateway to Europe, reacted by shutting down its train station in Budapest. And over the summer, British and French authorities were outsmarted by hundreds of migrants, tearing down barriers and running onto the tracks in Calais. Wednesday, the D-Day for key debates, will see MEPs across the political divide battle it out to get their voices heard. What we are seeing for the time being is egoism instead of common European sense. The 28 member states have 507 million inhabitants. If we distribute 500,000 refugees amongst 507 million, it is not a problem. If you concentrate all the refugees to some of the member states, it is a problem. So if we would create an imagination or an impression that just come because we are ready to accept everybody, that would be a moral failure, because this is not the case. So the moral human thing is to make clear, please don't come. Why you have to go from Turkey to Europe? Turkey is a safe country. Stay there. Don't criticize Hungary for doing what is the capacity to be done. And instead of criticizing us, just let us, Hungary, do the job as it is written in the European regulations. Schengen Treaty is under threat. This is absolutely clear. And if we don't solve the problem, then the threat for the free movement will increase. But I belong to those who are not prepared to reduce a fundamental right guaranteed to European citizens and to put it in doubt because we have an influx of refugees to the European Union. Sull'immigrazione si fanno più soldi che con la droga. Perché a lei questo non glielo sentiamo mai dire? Perché le abbiamo sempre sentito ripetere che serve più Europa, ma mai che sugli immigrati ci si fanno più soldi che con la droga? Questo è il punto, Presidente Renzi. Lei si è appropriato di alcune proposte del 5 Stelle, il che tra l'altro a noi va benissimo, basta che appunto le porti a compimento. Se le ricorda le nostre proposte, dal superamento del regolamento di Dublino che voi avete firmato, all'istituzione di quote massime di migranti per paese, tutte soluzioni studiate, prese
presentate e fatte approvare qui alla Camera dal Movimento 5 Stelle. Sono idee logiche, ma fino a quando in questo Paese non verrà spezzato quel legame criminale tra politici e immigrazione, intesa come possibilità di fare affari sui disperati, beh, anche le buone idee da portare in Europa saranno inutili. Questo lei lo sa benissimo, ma per squallidi giochi di potere, per osceni calcoli elettorali e sporche manovre di palazzo, lei sta fermo, immobile, perché rompere quel legame significherebbe rompere alcune alleanze di governo. Ecco, Vicepresidente, vogliamo fare un commento a questo servizio che ho... Beh, i temi trattati sono tanti, ovviamente, l'ultimo è quello anche della speculazione, lo stiamo vedendo, insomma, nei nostri comuni i sindaci messi in difficoltà ovviamente da continui tagli e da bilanci che sono ormai che hanno raschiato il barile, si trovano molto spesso a dover difendere e tamponare effetti di invasione come quella che è capitata per esempio ad Eraclea, insomma, dove durante il periodo estivo 250 persone arrivano su un residence mettendo in seria discussione quelle che sono poi le tematiche legate all'economia balneare, ai turisti, ma anche, perché no, e soprattutto a quelle famiglie per bene che hanno messo i loro risparmi in abitazioni, in appartamenti e che hanno visto distrutto questo tipo di attività, ma soprattutto di rendita, perché poi domani, diciamocelo francamente, domani mattina quando vi è un'invasione di questo tipo quel tuo valore immobiliare è di fatto deprezzato, e quindi una difficoltà enorme nel vedere poi che siccome dovrebbe essere un cittadino extracomunitario è un cittadino che fugge dalla guerra, nessuno mette in discussione l'aiuto, ma abbiamo visto, e l'abbiamo visto più volte, quando arrivano solo ed esclusivamente ragazzotti di 20-25 anni in perfetta forma fisica, che sono là e disprezzano non solo l'ambiente che gli dai, ma anche i viveri, il cibo, e lo buttano a terra. Quando gli paghiamo cooperative, vengono pagate a 35 euro al giorno per queste cose, potete ben pensare, chi ci ascolta, chi ci sente stasera e che è a casa magari con una pensione di 500 euro al mese, stiamo vedendo Eraclea, questa è Eraclea, il povero pensionato che ha lavorato una vita e che si trova con 500, 600, 700 euro al mese a dover affrontare la vita quotidiana, credo che sia un affronto non solo alla giustizia, alla moralità, ma anche ai principi che insomma i veneti non si possono confrontare con questi. Questi secondo voi arrivano da una guerra, arrivano sono tutti con l'iPad, tutti con le cuffiette. Io sono stato ad Eraclea in visita, questo è il prefetto, sono stato in visita e di fatto non ve n'è uno che è magrolino e che esce dalla guerra. Questi qua sono tutti quanti villeggianti, arrivavano in biciclettina, andavano per Eraclea a farsi il giro con la magliettina scritta Italia, cioè quindi non si possono buttare via soldi in questa maniera, uno sperpero di denaro pubblico in faccia ai cittadini per bene. Grazie, che dormono in garage, dormono in macchina. Grazie anche alla nostra redazione, a Domenico Basso, ai suoi uomini e donne, soprattutto, che ieri è la giornata della donna. In Friuli Venezia Giulia non è meno bella, meno rosea la situazione. Forse è anche peggio, perché noi abbiamo la porta d'ingresso del confine orientale di Trieste, da Tarvisio a Trieste, e molti immigrati stanno rimbalzando dalla Germania attraverso l'Austria in Friuli Venezia Giulia, ne arrivano a decine, a centinaia ogni giorno. Ormai la situazione è al collasso a Trieste, dove il sindaco Cosolini, che è del PD, ha detto che la situazione non è più gestibile. L'assessore Nonino del comune di Udine ha detto che ci serve l'esercito, noi l'abbiamo chiesto 3 mesi fa. Ma non ha voluto Serracchiani? No, noi l'abbiamo detto 3 mesi fa, ci hanno detto che eravamo razzisti, adesso la chiede il PD e naturalmente non è più razzista sta cosa. La situazione è esplosiva. Piancavallo, località turistica in provincia di Pordenone, l'albergo 4 stelle, l'unico esistente, è occupato ormai da molte settimane da 110 profughi che sono arrivati dall'Austria, dalla Germania attraverso l'Austria, non sanno dove metterli, sta per ricominciare la stagione turistica, l'immagine del Piancavallo è naturalmente oscurata da questa vicenda, gli operatori oggi, notizia di oggi, se comprate i giornali, sono imbufaliti per questa cosa qui, perché naturalmente ci sono disdette. Chi è che va al Piancavallo a fare la settimana bianca se l'unico albergo è occupato? È perché poi sono tutti antirazzisti a parole, però nei fatti sappiamo che una località turistica che
perché Eraclea è anche grande, ma Piancavallo è piccolo, dove ci sono 100-120 persone che tutto il giorno non sanno cosa fare. Ti aggiungo che c'è stata la protesta di queste associazioni che gestiscono questi immigrati, questi profughi, questi clandestini, al limite della follia, della provocazione, perché hanno fatto un esposto alla prefettura perché l'albergo 4 stelle non forniva il wifi gratuito. Ma chi gli fa gli esposti? Il wifi gratuito. Allora, ecco, questa è la realtà in cui viviamo. È chiaro che questo è un incitamento all'odio razziale, questo non quello che fanno. Intanto vi ringrazio, Udine, guardatela proprio sull'orologio del Questa è la sede del comune. La sede del comune è una cosa, e tra l'altro il pericolo è che tra questi c'è qualche elemento dell'ISIS infiltrato, pronto già, e gli portano poi le armi. L'Italia è una penisola molto lunga, è facile anche sbarcare armi durante la notte, quindi questi sono già pronti. Alcuni di questi, ovviamente non tutti, alcuni di questi sono dell'ISIS, sono pronti a fare attentati. Questo è il risultato della politica buonista. Dopo la pubblicità, l'avvocato Morosin e Lorenzo Mina. Pubblicità. Avvocato Morosin. Ma io a proposito di immigrazione farei alcune osservazioni fondamentali, alcune magari anche già ripetute. La distinzione tra profughi, cioè coloro che hanno diritto a una tutela anche secondo le norme del diritto internazionale, e clandestini. Questi ultimi sono la maggioranza. È inutile dirlo, sono la maggioranza, e quindi, come si diceva prima, come vediamo dalle immagini, come è risaputo perché li abbiamo in mezzo a noi, quelli che arrivano sono persone in cerca di una vita migliore, che è comprensibile, però se cerchi una vita migliore rispetti le nostre leggi. L'altro aspetto dell'immigrazione, che è prevalentemente quindi un'immigrazione clandestina, irregolare, in violazione delle nostre leggi, è un'immigrazione che porta con sé anche l'integralismo, quello che abbiamo visto in azione a Parigi. Precisando peraltro che quello di Parigi è ancora una realtà più complessa, perché su 8 dei 9 autori, 8 identificati, uno ancora da identificare, 5 sono di nazionalità e di origini francesi, il che deve far pensare chi apre le frontiere senza porsi alcuna attenzione a quello che accadrà in un prossimo futuro, perché il dramma della Francia è che questi che hanno fatto gli attentati sono cittadini francesi di origine di origine evidentemente araba, però di seconda generazione, ma di professione islamica, poi non vissuta, la cosa anche questa, non vivono, predicano l'integralismo a noi, a quelli che sono gli infedeli, però vivono in una... Io volevo chiedere, avvocato, lei che è una persona anche di cultura, poi anche a tutti gli altri ospiti, secondo lei perché l'America di Obama, poi quella che verrà dopo Obama, la repubblicana, sarà diversa, ma l'America di Obama è così fedele, vicina al mondo musulmano? Ha fatto una politica a favore del Kosovo contro i serbi, una politica della grande Albania, una politica che ha destabilizzato il Nord Africa, cioè voglio dire è una politica filo-musulmana. Ecco, diciamo Obama una cosa, non lo è, ma è filo-musulmano, nel senso che è amico di questi, cioè non si capisce dove vogliono andare a parare. Facciamo una premessa, chi conosce l'America, c'è chi la conosce per quelle che sono le comunicazioni televisive, la stampa, chi ci va, io ci sono andato diverse volte, si rende conto innanzitutto di una cosa, che l'America, gli Stati Uniti d'America non sono un popolo, sono un melting pot, un insieme di etnie diverse che sono uniti dalla bandiera, quindi dallo Stato. È lo Stato che fa il popolo, non c'è il popolo che fa lo Stato, sembra una contraddizione, ma è così. E quindi loro da sempre vivono della necessità di superare queste contraddizioni. La contraddizione storica più importante, quella che risulta fin dal momento della nascita degli Stati Uniti, è tra bianchi e negri. E badi che ancora oggi vi è una immediata scintilla che apre un fuoco quando succedono fatti come abbiamo visto recentemente, quando vi è l'uccisione di un negro perché la polizia applica in modo rigoroso misure di un nero, lei dice, non negro. No, io dico, posso dire anche negro o moretto, non è offensivo nella nostra, il nostro linguaggio, non c'è animus offensivo. La lingua italiana, per chi la conosce, consente di usare la parola moro, negro o nero con la stessa significato, e io ho questo rispetto. Ecco,
diciamo che in America vi è questa forte sensibilità anche della contrapposizione etnica di colore. Bianchi e negri ancora oggi sono tra loro ragioni, anche nelle grandi città l'abbiamo visto. Poi c'è quella, adesso in Europa poi c'è quella, noi quella politica chiedo scusa, lì. Poi c'è l'altra contrapposizione, quella religiosa. Loro hanno una quantità notevole di musulmani cittadini americani, hanno bisogno di evitare che si crei un'altra contrapposizione all'interno di una società che è noi europei multietnica. cosa facciamo? Noi europei, piaccia o non piaccia, abbiamo una realtà laica, 500 milioni di persone, diceva prima Schulz, no? 507 per l'esattezza, si chiamano europei, ma in realtà abbiamo una diversità di identità territoriali, di comunità, che ci fanno un popolo solo geograficamente, perché occupiamo un'area che è contaminata dalla medesima cultura, che poi in parte è cristiana ma in parte è anche molto laica, si è laicizzata nel tempo, e tutto questo condiziona il cambiamento, tant'è vero che in sede di Costituente europea lei ricorderà che si rifiutò di dare riconoscimento all'identità cristiana. Giusto o sbagliato non è questo il momento, tema interessantissimo che mi piacerebbe, però anche questo è un significato, abbiamo rinunciato a uno degli elementi caratterizzanti la nostra identità. Momento. L'Europa cosa fa? Perfetto, l'Europa è quella che ha rinunciato. La Francia bombarda, l'Inghilterra manda truppe di terra, l'unica nazione che manderà truppe di terra sarà l'Inghilterra. Stringiamo, avvocato, io stringo. Stringiamo, perché abbiamo bene o male, cosa fa l'Europa? I costituenti europei rinunciato all'identità cristiana. Abbiamo scelto la via cosa laica fa l'Europa? e sono esplosi le contrapposizioni degli interessi. Questo è il punto. Cosa fa l'Europa? Sono gli interessi. La Francia fa la guerra. Fa la guerra. L'ha già detto bene lei prima. Abbiamo visto in Libia cosa è successo. La Francia, che è partita con i suoi caccia immediatamente a bombardare, prima ancora che vi fosse una decisione unitaria dell'Unione Europea o addirittura del Consiglio di sicurezza, una realtà frammentata. Mina. Per vincere le guerre ultimamente bisogna mettere il soldato sulla terra, sulla sabbia, e l'Europa non si fida a fare questo. Lo fa l'Inghilterra? Lo fa l'Inghilterra, ma vediamo se lo farà. Vediamo se gli Stati Uniti dopo il Vietnam non lo fanno più. Gli Stati Uniti non lo fanno. Dopo l'Iraq, il Kuwait. Però hanno creato le condizioni perché ci fosse tutto questo. Ritornando al discorso di prima, ma le conseguenze le paghiamo noi. Gli Stati Uniti hanno una tradizione di multiculturalismo, di multietnica da tantissimi anni. La California è quasi tutta messicana, il Texas è messicano, la Florida è cubana. Per loro l'integrazione è nel loro DNA. E a volte si fidano anche troppo dell'integrazione islamica, anche perché ci sono tantissimi islamici stessi negli Stati Uniti. Il problema è che questi islamici a volte non seguono le indicazioni giuste che gli dà la loro religione, diciamo così. In realtà non hanno un'autorità unica. E poi i vicepresidenti. Gli Stati Uniti secondo me sono un paese che è nato multiculturale e multietnico, l'Europa invece ha una tradizione molto diversa, per cui l'integrazione in Europa non è l'integrazione che può avvenire negli Stati Uniti. Io condivido quanto ha detto l'avvocato sulla peculiarità degli Stati Uniti. Il problema è che qui in Europa l'identità è debole, la politica è debolissima, l'Europa non ha una politica estera né politica militare comune, l'Inghilterra non è l'Europa perché l'Inghilterra è un paese, diciamo, alleato storicamente agli Stati Uniti, che va sempre per i fatti suoi, segue sempre gli Stati Uniti. Quello che mi sento di dire è che noi pensiamo che l'integrazione possa avvenire regalando la cittadinanza a queste persone che arrivano, e le cose regalate non hanno nessun valore. Se una persona che arriva qui non crede come dire, alla nostra cultura, non la condivide, non la conosce, non parla una parola di italiano, perché dobbiamo regalare la cittadinanza? Che senso ha? Che vantaggio ne abbiamo? La cittadinanza si dà nel momento in cui qualcuno chiede di averla e dimostra di amare il paese in cui è arrivato, di condividerne i valori, di conoscere almeno un po' la storia. Se noi regaliamo le cose, alla fine otterremo il risultato opposto. Grazie. Queste persone si rivolteranno contro. Tenere anche presente che gli Stati Uniti fanno molti affari con il mondo arabo, con i sauditi, con il Qatar, con una parte del mondo arabo, quindi vanno molto male. Ma anche noi italiani abbiamo venduto quasi 5 miliardi di armi all'ISIS, quasi 5 miliardi di euro di armi. Il legame con l'Arabia Saudita è storico da parte degli Stati Uniti. Saudita facciamo finta, adesso non so cosa andrà a inventare Renzi, magari qualche soldato glielo manda per le centrali nucleari, l'uranio del Mali, non credo, vicepresidente. Non credo che arriverà a questo, l'abbiamo detto prima, è l'Italietta insomma che tira a campare in un'Europa
come diceva giustamente, debole, con poteri assolutamente deboli, ognuno guarda il suo orticello, perché l'abbiamo visto dalla Merkel, insomma, ai francesi, agli inglesi, e oggi lo stiamo rivedendo in questo tipo di politica. L'Ungheria, che fa parte dell'Europa, avete visto come si è espressa in netta contrapposizione, per cui qua bisognerebbe fare un bel discorso sull'Europa. Qua abbiamo fatto l'Europa a tutti i costi senza fare le regole del gioco, quindi ognuno adesso di fatto ragiona per proprio conto, e quindi nell'ottica mondiale, e quindi anche rispetto a questo fenomeno, non saremo mai unitari nell'azione, anzi ognuno vedrà di tirare un po' la corda in funzione di quello che gli capita a casa. Oggi è capitato ai francesi, domani il nostro grande ministro Alfano vedrà che se succede, speriamo di no, qualcosa in Italia, allora anche là ci sarà massima... Ha visto il filmato che viene dalla Slovenia con l'elicottero di notte? Hai visto quel filmato lì? Guardate che quel filmato lì dimostra che sono pronti quelli dell'ISIS. Sì, ma no, ma non è che non sono pronti, sono pronti quelli dell'ISIS. No, ma anche adesso, il giorno dopo che è successo, ho detto grande, spero si sia capito che era una battuta, il ministro Alfano ha detto siamo pronti per il grado 2 di attenzione, cioè perché è successo in Francia. Se non succede in Francia il grado 2 non parte, cioè secondo me l'attenzione deve essere a prescindere, perché altrimenti, come dicevo prima, andiamo il giorno dopo a rincorrere quello che è accaduto. Ecco, avvocato Morosini, dopo la pubblicità sentiamo la comunità islamica. Solo un flash che a me inquieta e credo che non può lasciare indifferenti i telespettatori. Noi abbiamo in Italia su circa 52.000 carcerati 17.300 extracomunitari, quindi non italiani. Di questi 10.000 solo di professione di fede islamica. Di questi 10.000 ce n'è almeno 1 migliaio che si sa hanno applaudito, festeggiato gli eventi di Parigi. Ora io mi chiedo, rispetto a questa realtà, non è possibile, e le norme ci sono già se si vuole, assumere provvedimenti seri per rimandare queste persone, rinunciando alla potestà dello Stato di punire chi ha compiuto i reati, che questi sono in galera evidentemente perché hanno già commesso degli illeciti penali, ma espellerli e allontanarli immediatamente. Il rischio più grosso in questo momento, per il Veneto in particolare, viene dalle persone che abbiamo nelle nostre carceri, e quindi è una cosa poco comunicata, perché è all'interno di quelle che sono le mura della reclusione. Dopo la pubblicità sentiamo la posizione della comunità islamica. Io ritengo che ci sia un Islam completamente diverso dall'ISIS, ma per l'apertura delle moschee in Italia, questo è il mio personale parere e opinione, io chiedo la reciprocità. Se nei loro stati è possibile aprire una chiesa cattolica o ortodossa, allora noi per reciprocità possiamo anche accettare l'apertura di una moschea in Italia. Ma se non c'è la reciprocità e se i cristiani sono perseguitati in quei posti, non vedo perché noi dovremmo essere tolleranti e aperti e aprire qui centri musulmani, perché noi chiediamo la reciprocità. Pubblicità. Sentiamo il parere della comunità islamica. Prima di tutto noi condanniamo vivamente e fortemente questi attentati e la nostra solidarietà come comunità islamica per tutto il popolo francese, per le famiglie e per le vittime. La comunità islamica di Venezia ha condannato in maniera ferma l'attentato di Parigi. Per tutta la notte ha seguito gli eventi momento dopo momento. Questi terroristi rappresentano se stessi e non rappresentano nessuna religione. Non ci rappresenta affatto, non rappresenta né come musulmani né come non rappresenta nessuno in questo mondo, rappresenta solo le sue idee malvagie e terroriste. Bisogna combattere insieme in un fronte unito, ha aggiunto. Poi di nuovo l'appello a tutti i fedeli. Qualsiasi sospetto, qualsiasi accenno può essere utile, bisogna sempre comunicare, essere solidali e comunicare con le forze dell'ordine se c'è qualche cosa sospetta. Abdellah Khezraji, leader della comunità marocchina di Treviso e presidente della Consulta Veneta per l'immigrazione, che in queste ore si trova nel suo paese d'origine, ha detto in maniera ferma: quelli che hanno compiuto la strage di Parigi sono solo assassini, non musulmani. Siamo stanchi di dover ripetere ogni volta questo concetto. I terroristi di Parigi non c'entrano né con l'Islam né con altre religioni. La nostra condanna è assoluta.
Ancora una volta i terroristi hanno voluto colpire la Francia, dove convivono pacificamente e nel reciproco rispetto culture, confessioni, idee e persone provenienti da tutto il mondo, ha detto invece Tanguy Bokaib, presidente della Federazione Regionale Islamica del Veneto. Il terrorismo va combattuto con forza e determinazione. Ecco, praticamente, vicepresidente Forcolin, adesso giocano questa carta. Loro prendono le distanze dall'ISIS e dagli integralisti e poi chiedono l'apertura delle moschee qui da noi, no? Questa è la, diciamo, la manovra islamica in questo momento. Prendiamo le distanze, noi non c'entriamo nulla, però già che ci siamo lasciateci avere le nostre moschee. Ma io credo che insomma, queste dichiarazioni siano dichiarazioni minime, insomma, di base, una dichiarazione che abbiamo sentito. L'ho detto all'inizio, mi sarei aspettato delle manifestazioni di piazza molto più numerose e accorate all'appello appunto del dialogo e di una situazione che è stata devastante per la Francia, ma che può diventare tale anche per tutti. Ho fatto una piccola a Roma, mi pare. Ho fatto una piccola, ma io ne ho vista una piccola anche a San Donama. Insomma, quando ci sono le feste islamiche si radunano in migliaia, quando c'è da fare il corteo sono 100. Quindi vabbè, per carità, hanno fatto la rappresentazione di piazza, hanno messo la medaglietta. Io credo che in questo momento, in una situazione così particolare, i centri culturali, o così chiamati moschee, ma sono centri culturali che poi hanno questo nome, devono essere sicuramente chiusi, ma soprattutto si deve attraverso un dialogo in lingua italiana, perché se tu vuoi integrarti, lo diceva l'altra sera in una bella trasmissione Magdi Alam, quel islamico che poi è diventato cristiano a 56 anni e quindi conosce bene le dinamiche. Intanto se vuoi integrarti tu devi parlare in italiano, devi conoscere l'italiano, perché non puoi parlare in un mezzo italiano che non riesci ad essere comprensibile né per i tuoi né per i veneti o i concittadini, insomma, che hai sul tuo territorio. Quindi cominciamo da queste piccole basi, che tu vai a professare la tua religione, ma sei qua da noi e parli in italiano. Leggi libri che siano anche comprensibili in italiano, perché questa è la vera integrazione. Si diceva prima, la cittadinanza non si regala, non deve essere un regalo. Vediamo sempre più spesso il PD che va nei consigli comunali a dare la cittadinanza onoraria agli extracomunitari, perché è l'apertura morale per lavarci la coscienza. Così li voteranno, no? Ma certo, così li voteranno. Ma è così semplicistica la cosa. Certo. Io la cittadinanza non la regalo, giustamente deve essere una cosa che viene acquisita. Allora fate un passo in avanti, non fate solo dichiarazioni di questa portata che è molto semplice e di facciata. Date dei segnali concreti, diversi, date questa apertura e di trasparenza nel stigmatizzare, prendere le distanze da posizioni come queste, e soprattutto mettetevi aperti al confronto anche religioso. Invece c'è sempre questo ostacolo: il cadaverino del Cristo dà fastidio ai nostri figli a scuola, bisogna nasconderlo, e là anche con l'avallo molto spesso della scuola e di insegnanti che io caccerei immediatamente, perché questa non è professionalità, quella di andare a togliere il nostro simbolo cristiano. Seconda cosa, le questioni legate a, come dicevi, reciprocità. Ci sono le nostre feste, quindi si avvicina fra poco il Natale, il presepe, queste cose che danneggiano, ostacolano che? Sono la nostra storia. A noi non dà fastidio, anzi noi programmeremo e stiamo portando adesso in Consiglio regionale la posizione del crocifisso, che giustamente deve esserci, ma come segnale della politica del territorio. Faremo il presepe al Ferrofini, ed è giusto che ci sia, è un messaggio, ma questo messaggio va portato poi nei progetti e nei programmi della politica locale, anche a scuola, soprattutto tra i giovani. Tu vieni qua da noi, tu ti integri, vuoi integrarti, vuoi diventare cittadino italiano, ben venga, ci sono tante brave persone che si sono integrate, quasi 500.000 in Veneto, quasi il 10% che hanno un progetto di vita nella nostra regione, ma rispetto a queste non possiamo danneggiare anche quelli per bene, perché ci sono poi questi estremismi e questa gente qua. Beh, il 24 dicembre, il giorno della piazza, prima delle vacanze di Natale, io la dedico a queste cose qua. Avvertitemi, io vengo volentieri a filmare anche per esempio. Ma certo che e dedicherò la piazza del 24 a questi temi, partire dalla politica aprirò locale. gli occhi anche a livello nazionale, perché neanche la RAI, nessuno affronta il tema di quello che è stato il passato. Ma Vico dice che la storia si ripete sempre, avvocato Morosini, e quindi bisogna conoscere, certo, bisogna conoscere la storia del passato per organizzare meglio il futuro. Un commento prima della pubblicità. Non c'è dubbio che in ogni caso la storia è anche quella che viene scritta, diceva George Orwell, no? Chi
comanda oggi, il vincitore stabilisce qual è la storia di ieri e chi ha in mano la storia di ieri determina la storia di domani, nel senso che è un cortocircuito, quindi bisogna essere gelosi in senso, diciamo, maturo della nostra identità culturale, dei nostri valori, quello che si diceva prima, anche in prossimità della cadenza. Però certo, allora guardi, una battuta per fermare il flusso. Lei consideri una realtà vicinissima a noi, quella dell'Austria, è la percezione della legalità che noi abbiamo dato sbandata all'estero, cioè all'estero se ne vanno i paesi arabi, cioè in Italia si fa quello che si vuole, se ti commetti un reato, beh, in qualche modo dopo qualche giorno un tribunale ti mette in libertà, le carceri in fondo non sono così pesanti come da loro. Guardi che stare in carcere in un paese arabo, io ho avuto conoscenza di qualche situazione particolare da detenuti, è drammatico. Cioè i diritti fondamentali se li sognano, qui bene o male hanno anche l'aria condizionata, il televisore, hai visto Putin lo psicologo, come li tratta quando li cattura, la biblioteca, i luoghi di rilassamento, hanno un po' di tutto. Questo è tempo di considerare che insomma, deve essere percepito un senso della legalità all'esterno più forte. In Austria c'è meno problema di irregolarità e di clandestini che violano le leggi, perché sanno già prima che in Austria vi è un'applicazione della legalità. Lei è favorevole all'apertura delle moschee qua da noi? Io secondo il principio della reciprocità. L'Arabia Saudita, la ricchissima, attenzione però, perché poi anche i nostri, quando si tratta di confrontare i principi con gli interessi, guardano gli interessi, si dimenticano del principio. L'Arabia Saudita sappiamo cosa vuol dire giacimenti petroliferi e quant'altro. In Arabia Saudita, se lei chiede di aprire un luogo di culto cristiano, e dicono cosa ha chiesto? Non esiste. No, forse viene anche condannato, subisce un'ammenda per aver insultato col suo pensiero, con la sua richiesta, quella che è una realtà che secondo loro è intoccabile. Lei lo sa, avvocato, che sono da noi, quindi però... uno dell'Arabia Saudita non dovrebbe permettersi di chiedere di aprire una moschea. Esatto. Non c'è Era reciprocità, è un principio del diritto internazionale, applichiamolo. Io devo dire, Luca Ciriani, ultimamente tra Erdogan che blocca la libertà di stampa e non permette ai giornalisti di parlare, adesso ho appreso anche che lo Stato del Vaticano è una monarchia assolutista, nel senso che non è possibile neanche là esprimere giudizi eccetera, ha firmato proprio il Papa di persona e quindi l'arresto di giornalisti. Io dico, per carità di Dio, tutto è possibile al mondo, ma ci sono stati teocratici, che siano cattolici o che siano musulmani, ortodossi. Guarda, mi hanno detto che in Russia, prova ad andare contro Putin in Russia. Saluto gli amici che sono là sul Donbass, quelli che sono andati sul Donbass, come Palmarino Zoccatelli e compagnia bella. Tanti auguri, speriamo che vi lasciano tornare a casa, perché là, in Russia, non si scherza. Là non si scherza. Avete visto gli illegali prima come camminano? Avete visto? Là un giornalista, Gandhi, là sarebbe dentro il galera domani mattina, capisci? Non esiste. Mi vengono a prendere con i Kalashnikov, qua, esco da San Biagio, mi portano dentro. In Italia, con tutti i difetti, io sono stato assolto dal reato di diffamazione. Comunque sia uno Stato democratico l'Italia. Non lo è lo Stato del Vaticano, perché lì c'è una monarchia assoluta. Tu parli qualcosa contro il Papa, zac! Sì, però è vai dentro! Gandhi. Pubblicità! Ecco, Luca Ciriani. Beh, chiaramente il Vaticano ha una storia e quindi è una teocrazia, anche se chiaramente non è paragonabile per dimensioni a quelle arabe e islamiche. La cosa interessante secondo me, su cui vale la pena fare un ragionamento sulla questione di reciprocità di cui giustamente tu invocavi prima, è ma qual è il motivo, diciamo, culturale, politico, religioso per il quale nel momento in cui i musulmani sono maggioranza negano i diritti alle minoranze? Cioè, il problema è qual è la struttura, vorrei dire, filosofica dell'Islam. C'è una natura intimamente autoritaria e imperialista nell'Islam, perché nel momento in cui l'Islam diventa maggioranza nega le libertà a chi non la pensa in maniera uguale, perché guardate Erdogan, il problema non è l'elezione diretta, perché la Turchia è una democrazia, si vota, anche in Iran si vota, ma il problema è che poi chi comanda impedisce alle minoranze di esercitare i propri diritti fondamentali democratici. Quindi il problema è che l'Islam cosiddetto moderato è moderato perché si appoggia all'esercito,
per garantire minime libertà a tutti, perché altrimenti senza un minimo di autoritarismo l'Islam moderato non esisterebbe, e questo è il paradosso, perché nei paesi nordafricani, la Tunisia, il Marocco, l'Egitto, che guai se non ci fosse. L'Egitto adesso, dopo l'ubriacatura delle primavere arabe dei fratelli musulmani, è tornato in un regime di fatto autoritario in cui ci sono alcune libertà. Sì, ma il paradosso è che per garantire la libertà di tutti, poche, ma un po' a tutti, c'è bisogno di un'autorità, di uno Stato autoritario anti-islamico, perché altrimenti l'Islam, quando diventa maggioranza con le elezioni, diventa una teocrazia. Questo è il problema, per cui mi fa piacere che i rappresentanti locali dicano no al terrorismo. Il problema però non è solo il terrorismo, il problema è la natura dell'Islam. Certo. E poi Zaia ha detto, oggi l'ho sentito, ho sentito alla radio, ha detto però ci vogliono i fatti, perché a parole condannano, poi bisogna vedere i fatti, i fatti sono quelli che ho fatto vedere io. No, è molto importante quello che ha detto l'amico consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia, cioè la teocrazia, cioè il potere religioso, spieghiamolo anche, cos'è la teocrazia? È la confusione tra il potere, diciamo, dell'istituzione pubblica, laico per definizione, perché le istituzioni dovrebbero essere tali, e il potere religioso, la struttura organizzativa. Dove coincide? In questo caso coincide, quindi o tu sei un appartenente, oppure quindi sei un islamico, oppure quando la maggioranza è islamica, la minoranza non esiste. Non esiste. È un punto molto importante. Vorrei vedere se il Papa autorizzerebbe dentro lo Stato del Vaticano un giornale islamico. Vorrei vedere se lo autorizza, non lo autorizzerà mai, però fuori dice che dobbiamo essere tutti fratelli, no? Però dentro no, che comando me. Allora Lorenzo Mina, è così, no? È come i profughi, non ne ha lui dentro là. Sì, qualcosa ha accettato adesso pro forma. Di facciata anche là, dai. Di facciata, no? Ecco, aprite le porte. Sono convinto che tutti gli integralismi religiosi sono pericolosi, da quello cattolico a quello islamico. E per quanto riguarda il principio di reciprocità, l'apertura delle moschee, noi potremmo anche dire che siamo una civiltà superiore e quindi potremmo autorizzare l'apertura di moschee secondo determinate regole, parlare in italiano, secondo le regole nostre, controllando che non ci siano focolai di estremismo islamista, perché in alcuni stati islamici c'è la reciprocità. In Turchia si possono aprire delle chiese, ci sono delle chiese. Una volta la Turchia ha detto anche adesso, ma sempre meno, se prende in mano tutto Erdogan di essere superiore. Però hai visto, ti arriva il missile quanto meno te l'aspetti. Ti arriva il missile quando meno te lo aspetti. In Libia si potevano aprire delle chiese. In Tunisia c'era il cimitero cattolico, dove è stato sepolto Craxi, in Siria pure. Il problema sono quei paesi, soprattutto sunniti, ma anche sciiti estremisti, come l'Arabia Saudita, il Qatar, i paesi del Golfo, l'Iran, nei quali queste cose non possono succedere. E allora io le aprirei, però facendo in modo che anche questi altri paesi facessero qualcosa in favore soprattutto delle minoranze cattoliche e cristiane che ancora vivono in quei paesi e sono in grave pericolo. Ecco, adesso io l'ultima parte della puntata la vorrei dedicare al secondo tema, quello del sottotitolo, considerazioni sull'autorità economica, perché è vero che viviamo in questo momento di crisi e che Renzi è venuto qua all'industriale e ha detto ai sindaci spendete pure i soldi tranquilli perché io vi tiro via il patto di stabilità, però adesso che capita il miliardo che ha messo per la cultura, il miliardo che ha messo per le forze armate, bisogna vedere se nella legge di stabilità mantiene questa promessa. Poveri sindaci se hanno cominciato a spendere, io spero che qualcuno non abbia iniziato a spendere. Oggi non c'è nessuno del PD, io li ho invitati oggi e non c'è, quindi il contraddittorio non c'è, perché io cerco sempre di fare il contraddittorio, ma se loro non vengono non sanno cosa dire quelli del PD, a parte che sono visto nella confusione più totale anche a Montebelluna, là il disastro, le baruffe interne, ma non sanno più cosa dire in questo momento, perché è vero che è un momento di emergenza, perché siamo in una situazione di tensione, però ci sono alcuni aspetti, dottor Mina, che bisognerebbe approfondire, magari saranno oggetto di un'altra puntata. Sulla sanità, ad esempio, vicepresidente, è una grande vittoria del Veneto, sì, no? Ieri una grande vittoria del Veneto,
con l'assessore Coletto, col presidente, anche con il dottor Mantoan, insomma siamo andati giù la truppa per cercare appunto di portare intanto a costi standard la distribuzione e quindi che non venga distribuito a pioggia, perché come sempre poi il fabbisogno veniva distribuito sulle regioni meno virtuose e quindi i tagli sono stati ridotti, si parlava di quasi 100 milioni di euro, invece si chiude con 24 milioni di euro, ma soprattutto con questa distribuzione del costo standard, che è una battaglia sulla quale finalmente si comincia a vedere qualche piccolo passo in avanti. Però è altrettanto vero che dobbiamo dire che nell'economia generale, nella legge di stabilità, Renzi, che sventola a destra e a sinistra manovre, manovrine e numeri, non ha, e quindi questo è bene che lo sappiano a casa, non ha, con la clausola di salvaguardia non è scattato l'aumento dell'IVA al 23%, solamente perché, non perché sono bravi, i conti pubblici sono in regola, ricordate il debito PIL il 3%, gli hanno dato un 0,4 in più, gli hanno dato una possibilità di sforare e portare al 3,4% la differenza, il differenziale debito PIL, questo 0,4 pesa 16 miliardi di euro, clausola di salvaguardia, che ha permesso all'Italia di non aumentare, perché l'anno prossimo sarebbe aumentata l'IVA al 23%. Il problema. No, ma soprattutto ha aperto la forbice, se prima si doveva andare almeno al 3, adesso siamo al 3,4. Sì, si è fatto dare una clausola di salvaguardia, fammi spendere un po' di più come debito pubblico per ostacolare e salvaguardare l'aumento dell'IVA. Insieme a questo ha messo dentro tutta una serie di questioni che ovviamente ad oggi mettono Comunque in condizioni devo dire la Regione e i Comuni. La Regione Veneto porta a casa con la riforma più 60 milioni di euro, perde 29-24 milioni di euro, insomma più 40, va a finire che è riuscita a migliorare la sanità. Sì, però tieni presente che da 6 mesi a questa parte abbiamo subito 50 milioni di euro di taglio dal governo quest'estate, 40 milioni di euro che la Regione paga per le province per la questione della soppressione delle province, legge Del Rio, e quindi un tema molto importante, e un accantonamento col 118 del decreto legislativo sui fondi radiati eccetera di altri 50 milioni, per cui si sottraggono comunque 200 milioni di euro in servizi e in erogazione di servizi ai veneti. Questo grazie a normative nazionali che non ci consentono attraverso un'autonomia di poter gestirsi a casa nostra quello che è il fondo di accantonamento. Per non parlare dei 4 miliardi e mezzo che ho visto col magistrato Schiavon sulle banche popolari, la perdita degli azionisti sempre il decreto delle banche popolari. Sì, avvocato, voglio sentire la situazione di Friuli Venezia Giulia. No, ma andavo in sintonia sul tema. Mi dica, no, andavo in sintonia perché sì. io apprezzo la buona volontà di Forcolin e sicuramente anche le buone intenzioni di Zaia, che è andato con determinazione a battere il pugno e ha ottenuto, diceva, un vantaggio con la riduzione da 100 milioni a 24, quello che è, diciamo, il prelievo che veniva dato per la sanità. Però onestamente, diceva anche Forcolin, complessivamente ci portano via con altre formule di sottrazione 200 milioni di euro. Allora mi chiedo, perché adesso siamo lontani dalle competizioni elettorali, possiamo fare una valutazione più serena, più ponderata, ma l'autonomia di cui si parlava è questa? Cioè se io chiedo e ottengo qualcosa, da un lato ottengo 24, me ne portano via 200. Ma sì, ma pongo la domanda, voglio dire, ecco perché mi consenta il tema dell'indipendenza fatta per via istituzionale è estremamente serio. In Regione si è anche formato un intergruppo sostenuto da tutti i gruppi della maggioranza in favore di un percorso di autodeterminazione del Veneto, che sia un qualcosa di più di quello che è nel programma di Zaia. Che cosa si è fatto fino ad oggi? Chiedo, se vogliamo che l'attualità economica diventi anche un'attualità per un futuro ai nostri giovani, bisogna che diamo concretezza alle promesse. Ecco, Luca Ciriani, la situazione invece nell'altra regione com'è? Ma adesso, proprio oggi, domani, cominceremo a discutere il bilancio di previsione, quindi capiremo quanti soldi avremo a disposizione in questi anni. I tagli sono stati costanti e sempre più pesanti, per cui facciamo sempre più fatica a chiudere il bilancio. D'altra parte c'è in atto una centralizzazione del potere politico su Roma che va avanti ormai da diversi anni ed è sempre più forte a prescindere da chi governa. Noi lo vediamo praticamente ogni giorno, poi il Presidente Renzi è bravissimo a far fare sacrifici agli altri, a vendere lui i bonus, perché questa non è più una Repubblica fondata sul lavoro, è una Repubblica fondata sui bonus. C'è il bonus degli 80 euro, adesso bonus 500 euro per gli studenti, bonus per gli insegnanti, bonus, sono tutti bonus. 80 euro. Ecco, che hanno perso 150 euro potere di acquisto questo ogni bonus poi ai pubblico. diciottenni. Lui ha in mente sempre gli 80 euro. Questo bonus ai diciottenni è l'ultima... Ma da dove viene fuori
80 euro. No, ma cioè, il click è sempre 80 euro. È la numerologia che vince più della politica. No, ma perché lui dà il bonus e gli altri tagliano i servizi e mettono le tasse, no? Perché aumentano a livello locale. Questa è la versione del XXI secolo di quello che faceva Achille Lauro a Napoli 40 anni fa, quando dava una scarpa prima del voto e la seconda la dava dopo il voto. È la stessa cosa, non si danno più, i poliziotti non hanno l'aggiornamento del contratto, hanno il bonus, perché sembra che sia un regalo che dà il governo, non un diritto. E in questo la politica di Renzi suona molto, molto vecchia e molto, tra virgolette, clientelare, ma il problema è che tutto questo si fa in deficit, cioè non è che si tagliano le spese, le coperture arrivano da tagli di spesa, arrivano da altri debiti che si fanno. E vorrei aggiungere una cosa, se ancora 10 secondi, è che i soldi promessi dall'Unione Europea per gli sforzi che l'Italia ha sostenuto sul fronte degli immigrati, cioè 3 miliardi di euro, non sono arrivati. Avevano promesso 3 miliardi di deficit, cioè tu hai speso 3 miliardi, ti do 3 miliardi di mutuo. Dopo c'è comunque un altro blocco prima della chiusura. Il tema dell'attualità economica è fondamentale, tenga presente che tutto passa attraverso quella che è la realtà dell'attualità fiscale. Tre giorni fa la Banca Mondiale a Mosca ha dato il total tax rate, cioè la percentuale dei prelievi totali delle tassazioni in Italia rispetto all'epoca, all'estero 65,8 l'Italia, 41,1 la media europea. Lei ci pensi, con 25 punti di scarto cosa si può fare? Indipendenza e sbrigarsi. Bene, pubblicità. Dottor Mina, lei è venuto qui, invitato da me per alcune istanze importanti che poi approfondiremo più avanti. Quali ad esempio? Noi lamentiamo la cronica sottostima della spesa farmaceutica, che è solo l'11,35% della spesa sanitaria e viene continuamente ritoccata. Questo è dovuto a questi tagli lineari che provocano un risparmio momentaneo, ma poi a medio e lungo termine non sortiscono nessun effetto. Noi chiediamo una maggiore attenzione alla farmaceutica, chiediamo di poter distribuire i farmaci innovativi in farmacia, risparmiando così al cittadino di dover andare a prenderli nelle strutture pubbliche, chiediamo il rinnovo della convenzione delle farmacie che è fermo dal 2001, chiediamo inoltre un nuovo sistema di remunerazione delle farmacie basato sulla tariffa professionale, in modo che la nostra retribuzione non sia sempre soggetta al prezzo del farmaco in continuo calo, ma sia parametrata all'atto professionale che facciamo. Ma vero che c'è il pericolo qua che i grossi gruppi possono comprare farmacie italiane? Qui c'è un pericolo molto grosso, perché il nuovo DDL concorrenza, che è stato licenziato dalla Camera, ha previsto che le farmacie possono essere acquistate anche da non farmacisti. Questo vuol dire che... Da multinazionali? Certamente si intende multinazionali, che delle grandi multinazionali possono acquistare numerosissime farmacie, mettere in crisi le farmacie più piccole e vicine, e quindi poi quando ci saranno solo 2 o 3 gruppi in Italia di farmacie faranno il bello e cattivo tempo. Il farmacista non sarà più un professionista libero di scegliere anche il farmaco, di scegliere come consigliare il proprio paziente, ma sarà soggetto alle logiche commerciali della grande distribuzione. Quindi dopo le poste italiane, dopo le ferrovie dello Stato, anche le farmacie italiane verranno omologate. Viva l'Italia, quando si dice viva l'Italia, Forza Italia prima, viva l'Italia adesso di Renzi, che sono uguali quei due lì in realtà, perché poi, no tu ridi, ma sono uguali, perché sono tutti per l'Italia, però di fatto poi l'Italia a pezzi viene venduta. Dottor Gandhi, noi venderemo anche le farmacie dei grossi gruppi. C'è un gruppo americano pronto ad acquistare le farmacie, la Walgreens, che ha recentemente acquistato il terzo gruppo americano per la cifra di 17,2 miliardi di dollari. Hanno creato un gruppo di 17.800 farmacie, hanno un fatturato di 110 miliardi di dollari all'anno. Questo è potrebbero, volendo, potrebbero acquistare in un secondo tutte le farmacie italiane. Bene, in chiusura, Vicepresidente, se ci vuole dire come
Questo esempio per esempio è calzante sulla situazione reale economica, cioè noi ricordo e mi viene in mente i paeselli veneti nostri dove fino a non 3 secoli fa, fino a 50 anni fa si conosceva il parroco, il farmacista e il medico, quindi per raggiungere la professionalità e quel feeling che c'era paziente, cittadino e professionista, in questo senso il farmacista verrà sicuramente svilito, spazzato via, perché arrivano delle multinazionali dei poteri forti che perdono questa percezione poi che c'è, che è importante. Le banche grandi, questo è, le multinazionali grandi. È il contatto quotidiano con il nostro paziente che ci rende forti. Questa è l'Italia rischiamo di perdere. Rischiamo di perdere le proprio problematiche, le esigenze. Rischiamo di perdere proprio questo. Perché a me sono venute degli utenti chiedendomi se avevo i soldi per pagargli la bolletta, se glieli prestavo. Per dire la confidenza che si crea. Quello viene spazzato via. Ecco, Fratelli d'Italia cosa vuol fare, ad esempio? In questa vicenda qua il settore del farmaceutico era un settore molto protetto, poi c'è stata una liberalizzazione progressiva. Io in Friuli Venezia Giulia ricordo che avevamo dato l'autorizzazione a creare un certo numero di nuove farmacie, questo era una giusta cosa perché c'era un mercato troppo ristretto, però adesso bisogna stare attenti a non passare da un eccesso all'altro, perché si rischia poi non solo le multinazionali, ma io che sono cattivo perché sono di destra, temo anche che ci siano poi il settore delle cooperative, cioè i grandi centri commerciali che poi ospitano le farmacie, perché alla fine va tutto lì, va nei grandi centri commerciali e si fa in farmacia lì, non si va più di fronte a casa nel paese, ma si andrà nei grandi centri di distribuzione. Quindi si rischia di passare da un eccesso all'altro. Il settore farmaceutico può essere acquistato, questo sì, nel momento in cui vengono acquistati dei grandi gruppi loro detengono il mercato e faranno il bello o cattivo tempo. Questo è il rischio, bisogna trovare una via di mezzo che sia equilibrata. Renzi l'ha fatta passare alla sinistra proprio su questo messaggio qua, altrimenti non sarebbe mai passata. Se continua così Renzi annienterà la sinistra, perché di fatti c'è l'imbarazzo. Io ho invitato anche esponenti del Partito Democratico, ma non sanno, in questo momento c'è un forte imbarazzo, perché non sanno neanche loro. Ci sarebbe sempre la via diplomatica di votargli la sfiducia? Ma non lo faranno mai. Il gioco delle 2 carte lì, delle 3 carte anche lì, sentiamo che si formano i nuovi gruppetti, ci sono il nuovo gruppo, bisogna anche tenere gli occhi aperti sulla questione delle banche, perché il salvataggio delle banche per adesso è a costo zero, ma non è detto che sia a costo zero in futuro, delle 4 banche, tra cui la banca del papà della Boschi, perché adesso è a costo zero, ma bisogna vedere il futuro. Devo prendere le distanze. Bisogna vedere il futuro se questa cosa sarà a costo zero, perché se avesse fatta Berlusconi una roba del genere. Gli avvocati costano, gli avvocati, caro Alessio, sono bravi, ma ho la responsabilità di dire questo, allora, è una questione politica. Ma in tutto questo, quello che è imbarazzante, siccome appunto andiamo a perdere e a disperdere un patrimonio che è consolidato, i sindacati che fine hanno fatto? I sindacati che escono solo quando c'era il governo Berlusconi, cioè sono in parcheggio, non senti più nulla. I sindacati, il 28 ci sarà questo sciopero dei sindacati, seguirò, vediamo anche perché certamente c'è qualche imbarazzo, perché poi la gente dice, ma scusa, se io devo fare lo sciopero un giorno, perdo lo stipendio, poi non c'è niente, vado a fare la mascherata, ma dopo se non ci sono azioni forti nel territorio, uno va a fare un giorno di sciopero, torna a casa, perde 50 euro, perché non ti pagano. Vedrai che se vince il centrodestra il prossimo giro tornano fuori, sì, la CGIL è già pronta. Tornano fuori? Sta scaldando i motori. Adesso sono lì che fanno opposizione, però così, perché devono farla. Nessuno fa le barricate contro Renzi. Non è che piantano la tenda sotto perché Renzi è multiculturale, il partito della nazione, il partito della destra, ma quale nazione? Quella che la vendono i fondi americani, ma quale nazione, Presidente Renzi? Il partito della nazione, quale nazione? Allora, poste vanno vendute i fondi, le ferrovie vanno vendute i fondi, farmacie vengono vendute, cioè quale nazione? Quella dell'ISIS che viene qua? O quella degli extracomunitari che sono lì che dormono per le strade, sotto le logge, cioè, quale nazione? Chiudi tu. No, non è che chiudo, grazie per l'onore, ma io posso anche chiudere se vuoi. Il problema dell'attualità economica era questo il punto dell'ultimo nostro passaggio. Sì, la guerra è legato alla questione cui accennavo prima dell'attualità fiscale, e terzo elemento aggiungerei, mi permetto di considerarlo rilevante, quello dell'attualità della bancaria in Veneto.
invece di continuare a colpire i piccoli e medi imprenditori, gli artigiani, i commercianti sul piano della fiscalità, perché più di così non si può, hanno scelto di colpire alla fonte, di togliere l'acqua alla fonte, cioè o togliere il mezzo di alimentazione della vita delle nostre imprese piccole e medie del Veneto, incidendo sulla realtà di Veneto Banca, di Popolare Vicenza, che imponendo a queste banche in termini immediati e quindi anche discutibili dal punto di vista dell'opportunità di diventare delle SPA. Io vorrei lanciare un encomio all'ex presidente del Tribunale di Treviso, Giovanni Schiavon, non perché è un amico, ma perché è una persona seria, un giurista, un magistrato di grandissima esperienza che sta combattendo una battaglia di civiltà in favore dei risparmiatori, perché dietro a queste banche popolari nel Veneto, le due che ho detto in particolare, Veneto Banca e Popolare Vicenza, ci sono quasi 200.000, se non oltre 200.000 azionisti, che sono poi personaggi coinvolti magari in una cattiva gestione della banca per alcuni profili, ma che rappresentano una realtà vitale del territorio, bene i miei e oggi questi non possono più andare alla loro banca e avere il mutuo facendo sapere quella che è la loro attività di impresa. Io ho 1.000 euro più o meno di azioni della Veneto Banca che mi consentono di andare là il 19 di dicembre con l'iPad, perché la telecamera è vietata, però io con l'iPad vedrete che è il servizio che vi faccio, solo con l'iPad. Adesso gliel'hai detto, vedrete, lo sanno, ma non possono impedirmi di portare con l'iPad, non possono impedirmi, io sono un piccolissimo azionista che ho quei 1.000 euro, no, hai capito? 1.000 euro, vado dentro là con l'iPad, forse no, un po' di più di 1.000 euro, ho perso il conto perché vanno su e giù, Schiavone è sempre stato qua, grande amico, andiamo là e facciamo battaglia. Sostenetelo. Certo che lo sosteniamo, ma tu non segui più la piazza, allora Alessio. Sostenetelo di più, non segui più la piazza. Certo, i telespettatori sanno che abbiamo fatto da soli questa grande battaglia che stiamo vincendo. Speriamo di contenere il danno il più possibile. Vuoi salutare i nostri telespettatori? Verrò lì alle grandi stazioni. Ci vediamo sicuramente, perché così facciamo anche gli auguri. Il 24 dicembre è molto importante. E diamo un segnale politico importante ai veneti e dal territorio. Esatto, e poi le porte al PD sono sempre aperte, ovviamente, anche se è imbarazzante per loro in questo momento di grande confusione, perché non possono più, cioè è venuto qua gli industriali a promettere quelle robe là. Adesso vediamo, perché c'è la guerra di mezzo, ma insomma... Presidente, corre già voce che purtroppo stai tranquillo, faremo tutto, stai tranquillo, buonanotte, arrivederci.